Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta a Siracusa sull'isola di Ortigia per l'inaugurazione dell'Expo Divinazione 24, un evento che precede il G7 Agricoltura. Se quest'anno andrà come speriamo, le esportazioni di prodotti agroalimentari raggiungeranno i 70 miliardi di euro, ha dichiarato la Premier. Inaugurato questa mattina il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. A tagliare il nastro è stato il presidente della regione siciliana Renato Schifani insieme all'assessore Volo e altre autorità locali, impegnati a migliorare la sanità siciliana, ha dichiarato il governatore. Secondo la CNN, a bordo del relitto Bayesian, affondato il 19 agosto scorso nel Palermitano, potrebbero esserci informazioni altamente riservate. Arriva così la richiesta di una sorveglianza rafforzata da parte dei sommozzatori che stanno esaminando l'imbarcazione. E adesso lo sport, conferenza stampa di mister Toscano prima dell'incontro di domani pomeriggio fra Catania e Giugliano. Non bisogna essere figli del risultato, ma di una crescita costante, le parole del tecnico rossazzurro. Infine il meteo: sarà una domenica all'insegna della nuvolosità diffusa, quella di domani in Sicilia, con piogge sparse in diverse province siciliane. Un peggioramento è atteso tra lunedì e martedì, dove assisteremo all'arrivo di temporali e temperature in calo. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.